Si insegna anzitutto la cultura linguistica, cioè capire che ogni lingua non è un mondo a sé, chiuso o stagno, ogni lingua è parte di un sistema. Confrontiamo il veneto con l'inglese, con il francese e con il tedesco, con le rispettive classi dove studiano appunto, sono 3 classi che studiano inglese e francese e 2 classi che studiano inglese e tedesco, quindi si fa anche comparazione. Dunque il veneto entra a scuola diventando materia di studio alla media di Trissino nel Vicentino, veneto che assurge a livello di lingua, che ha una sua sostanza, un suo valore e che ha una sua struttura, non dunque un mero dialetto. Veneto che viene parlato anche in altri paesi del mondo, in Messico, Brasile, Istria, Slovenia, Croazia. Si parla di almeno 7 milioni di persone che, diciamo così, masticano il veneto, e se all'università si studiano il basco e il catalano, perché non studiare il veneto? L'Accademia della Buona Creanza riguardo alle idee chiare. Prima di tutto per curiosità e seconda cosa per un atto di realtà. Il Veneto esiste, l'Istat dice nel 2007 che il 70% della popolazione della regione Veneto parla veneto. Ce lo chiede l'UNESCO, che è venuto tramite il professor Mosley, appunto autore dell'Atlante Mondiale delle Lingue, ci ha chiesto di proseguire su questo percorso di diffusione dell'idea che il Veneto esiste e che il Veneto va insegnato per il bene anche dell'italiano stesso.